La crisi di maggioranza nelle mani del governatore Fedriga, lo strappo con Fratelli d'Italia non è stato ricucito, Lega, Forza Italia e la Civica del Presidente hanno rimesso le deleghe nelle sue mani, martedì vedrà la Meloni. 14enne rapinato davanti all'ingresso del centro commerciale Il Giulia da una baby gang di 6 coetanei, vittima sotto shock, indagini affidate ai carabinieri del comando provinciale. La triestina è salva grazie al doppio 0-0 nei play-out. Dopo il triplice fischio finale a Rocco si è scatenata la festa con tanto di invasione di campo. Questa salvezza è meglio di una promozione, così mister Attilio Tesser nel post partita, il volto dell'impresa celebrato da squadra, tifoseria e stampa. Il totem croato Bilan giganteggia nel primo atto della serie playoff fra Brescia e Pallacanestro Trieste. I padroni di casa vanno sull'1-0, domani sera gara 2. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del TG domenicale serale di Tele4 che si apre con un vero e proprio scossone politico. La crisi di maggioranza è nelle mani del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Lo strappo con Fratelli d'Italia non è stato ricucito nel vertice di maggioranza odierno che è stato tenuto online a partire dalle 14 nel pomeriggio. Lega, Forza Italia e lista Fedriga hanno rimesso le loro deleghe nelle mani del governatore che martedì a Venezia incontrerà la premier Giorgia Meloni. Deleghe di Lega, Forza Italia e lista Fedriga nelle mani del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Incontro con la presidente Giorgia Meloni martedì a Venezia a margine del summit l'Italia delle regioni che potrebbe risultare decisivo per capire quali conseguenze avrà la crisi di maggioranza aperta proprio dal partito della premier all'interno della squadra di governo del Friuli Venezia Giulia. Una spaccatura ormai conclamata con buona pace di chi pensava che le dure critiche del ministro meloniano Luca Ciriani sulla sanità regionale e in particolare sulla finta inaugurazione letteralmente del nuovo ospedale di Pordenone potessero venire archiviate a tarallucci e vino. Pure le parole del presidente però stamani a Linchi in Piazza dell'Unità sembravano preconizzare una pacificazione. È un confronto anche tra idee diverse che magari possono giungere anche a conclusioni diverse, ma sempre dentro il confronto, ed è quello un po' a cui si dovrebbe riabituare il Paese, favorire il confronto e non lo scontro, che non vuol dire, ribadisco, arrivare a posizioni unitarie su tutto, ma vuol dire semplicemente strutturare anche un modello di sviluppo del Paese che possa basarsi su idee diverse, ma a una risposta seria per il Paese che non può ridursi sempre alla contrapposizione tra forze politiche o tra persone che la pensano in modo diverso. Nel vertice online scattato alle 14 di oggi, domenica 18 maggio, le posizioni si sono fatte ancora più spigolose fra Lega e Fratelli d'Italia, i due partiti che vantano il maggiore consenso in regione, ed ecco le decisioni di Carroccio, Azzurri e lista civica del presidente di rimettere le deleghe dando la massima fiducia al presidente sul da farsi, traducendo potrebbe addirittura dimettersi, al momento un'ipotesi lontana, ma assicurano i bene informati questo scossone non passerà senza conseguenze, visti peraltro anche i precedenti attriti su piano oncologico e terzo mandato. Le dichiarazioni del ministro Ciriani hanno aperto un'irresponsabile crisi di maggioranza, si legge nella nota del segretario regionale del Carroccio Marco De Reosto, parole che rappresentano una forzatura rispetto all'equilibrio e all'autonomia della gestione regionale, mosse più da ambizioni politiche personali che da un reale interesse per il buon governo del territorio. E poi ancora respingiamo esternazioni opache e strumentali che tentano di mettere in discussione l'operato del presidente Fedriga e della sua giunta, che continuano a godere di un ampio consenso tra i cittadini. Se qualcuno, scrive ancora Dreosto, ha la ricetta magica per risolvere tutte le questioni, auspichiamo che se ne assuma la responsabilità. Il segretario regionale di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, riferendosi alle esternazioni del ministro Ciriani, parla invece di posizioni che, seppur espresse in modo incisivo, siano da attribuire a situazioni locali che per nulla scalfiscono la tenuta della maggioranza. Nel ribadire che per Fratelli d'Italia si deve andare avanti a lavorare per il bene del Friuli Venezia Giulia e dei suoi cittadini, mi auguro che un chiarimento sia servito, forse ne seguiranno altri, ma ricordo in primis a me stesso che la politica vive anche di questi passaggi. Al posto di immaginare oggi papabili candidati per il 2028, spiega ancora Rizzetto, continuiamo ad impegnarci e lavorare per il bene del Friuli Venezia Giulia.
E non mancano le reazioni anche forti da parte dei partiti d'opposizione. Iniziamo con il Partito Democratico e con la segretaria regionale Caterina Conti. Dovrebbero dimettersi tutti per lo spettacolo indegno che stanno dando ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Dice: sono stati eletti per governare, litigano, la crisi della giunta Fedriga è in realtà una dimostrazione della debolezza della coalizione di centrodestra. Il braccio di ferro per il potere dimostra l'inadeguatezza della destra di fronte alle responsabilità del governo. Ora toccherà a Fedriga riappiccicare i cocci della sua maggioranza, che evidentemente non sa governare, visto che si aprono faglie al primo scossone. Non vorremmo fosse solo una strategia, dice ancora la Conti, per ottenere il terzo mandato, visto che tutto questo capita non a caso a pochi giorni dalle motivazioni della Corte Costituzionale che impedisce il terzo mandato. Passiamo ora a Patto per l'Autonomia con Massimo Moretuzzo, che dice: la crisi del centrodestra in Friuli Venezia Giulia è un pessimo spettacolo che non c'entra nulla con i problemi della regione, affonda le sue radici negli interessi personali di alcuni e nello scontro che si sta consumando a livello statale fra Lega e Fratelli d'Italia su diversi temi, fra i quali le candidature nelle regioni del nord. La polemica sulla sanità innescata dal ministro Ciriani e l'ossessione del presidente Fedriga per il terzo mandato, prosegue Moretuzzo, sembrano più mosse commerciali da mercato delle vacche che rivendicazioni politiche basate su questioni fondamentali per il futuro del Friuli Venezia Giulia. Questa è un po' la panoramica. Naturalmente torneremo sul tema politico della crisi di maggioranza regionale che non è stata risolta nel vertice di coalizione di centrodestra, anche nel telegiornale di domani, e ne parleremo già a Sveglia Trieste a partire dalle ore 7. Ora la cronaca: un 14enne è stato rapinato da un gruppo di adolescenti all'esterno del centro commerciale Il Giulia. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Indagano i carabinieri. Accerchiato da 6 giovani e rapinato di quanto aveva in tasca all'esterno del centro commerciale Il Giulia a Trieste. E quanto successo a un 14enne italiano non residente in città, uscito da poco dal foro commerciale dove si era intrattenuto per alcuni acquisti. Il giovane, in evidente stato di shock, ha allertato i carabinieri poco prima delle 18 di ieri, sabato 17 maggio. Sul posto, oltre a una pattuglia dei militari di Via dell'Istria, è arrivata in breve anche la madre del ragazzo, che ha riferito come la baby gang fosse composta di giovani apparentemente della sua stessa età, ma che non conosceva. Non è ancora chiaro se si trattasse di italiani o stranieri. L'unica certezza è che il gruppo di adolescenti l'ha preso a male parole, poi gli ha chiesto di consegnare i soldi, poi uno degli aggressori lo ha spintonato a terra, mentre un secondo lo derubava dei 40 euro che aveva all'interno del portafogli. Ancora una volta risulteranno decisive le immagini del circuito di sorveglianza, non solo per ricostruire esattamente l'episodio, ma soprattutto per mettere gli investigatori dell'arma sulle tracce dei responsabili, contando eventualmente in precedenti di uno o più soggetti per l'identificazione. Quanto mai importante è anche una ricostruzione più a freddo della vittima della rapina, che deve ancora formalizzare la denuncia. Lo stato di agitazione in cui si trovava quando è stato sentito, infatti, non ha aiutato a una ricostruzione nei minimi dettagli. Proprio in questi giorni, sia a Trieste che a Muggia, sono aumentati i controlli delle forze dell'ordine per contrastare fenomeni come questo. Solo un paio di settimane fa, un fatto analogo era avvenuto in via Flavia di fronte al McDonald's, con un'altra rapina consumata per pochi spiccioli e una bici. Per chi la subisce, però, una paura che non si scorda più. E ancora cronaca: traffico in tilt questa mattina in via Milano, angolo via Roma, per un incidente fra 2 auto, 3 feriti lievi a causa del sinistro. Una sola donna di 53 anni è stata ricoverata in codice verde all'ospedale di Cattinara. Sul posto polizia locale e carabinieri, oltre all'ambulanza. Molto serie le ripercussioni sul traffico nello snodo chiave del centro cittadino, in una domenica peraltro dal forte afflusso turistico. Tentato furto in una villa in ristrutturazione in Scala Santa. Il fatto è avvenuto tra il 13 e 14 maggio, ma è stato comunicato solo in mattinata dai carabinieri. Ignoti si sono introdotti nell'abitazione forzando la porta d'ingresso per poi rovistare dappertutto all'interno senza trovare nulla di valore. Sul posto per i rilievi appunto gli uomini dell'Arma, che non hanno potuto repertare elementi utili alle indagini, assenti anche le telecamere di sorveglianza nel tratto di strada interessato. Ed ora una curiosità: grandinata notturna nella periferia est di Trieste durante il forte temporale
temporale che si è abbattuto sulla città attorno alle 4:30 del mattino. Gli scatti fotografici che ci sono stati inviati da un nostro telespettatore affezionato ci mostrano una via Paisiello totalmente imbiancata dai chicchi di grandine. Per fortuna solo uno spettacolo meteorologico, diciamo così, mentre non si segnalano danni a vetture o cose. E passiamo ora alla pagina sportiva molto ricca, molto corposa, che parte dalla salvezza conquistata dalla Triestina a Rocco, un altro 0-0, quanto basta per mantenere la categoria. E poi è stata grande festa. La Triestina è salva, il doppio 0-0 e quanto basta alla squadra di Tesser per far esplodere la festa a Rocco. Uno sfogo, una liberazione dopo una stagione sulle montagne russe. Un campionato che a dicembre sembrava già pregiudicato quando l'Unione aveva soli 6 punti in classifica con già uno di penalizzazione. Poi, con il ritorno del tecnico di Montebelluna, l'incredibile rimonta che avrebbe salvato la formazione direttamente in stagione regolare, ma la nuova scure di 4 punti di penalità per i mancati pagamenti della società ha reso necessario salvarsi una seconda volta. Non era facile davanti al pubblico di casa, in uno stadio che spesso in passato non aveva portato fortuna, ma questo gruppo ce l'ha fatta. La cronaca del match col Caldiero prende le mosse con un triangolo non chiuso fra Correi e Cortinovis, con il capitano che arriva a un soffio dal beffare il portiere. Al 13° gli ospiti battono un colpo con Filiciotto che calcia da lontano sugli sviluppi di un corner. 3 minuti più tardi, bello spunto di Cortinovis che viene fermato in 2 tempi dal portiere. Il primo tempo non regala ulteriori particolari emozioni, il solo Ross deve fare attenzione su un corner sul finire dei primi 45 minuti. Nella ripresa Tesser sostituisce Fiordilino e Udo inserendo Brahim e Vertainen poco prima dell'ora di gioco. La prima occasione è ghiottissima quando il pallone del terzino ospite sbatte sulle spalle di Vertainen, materializzando un assist involontario per Olivieri che serve in area al finlandese che in scivolata non riesce a imprimere forza al tiro. La Triestina sale di colpi con la bella combinazione sulla destra fra Vertainen, Olivieri e Cortinovis, ma il trequartista non trova la porta. Poco dopo Ross deve mettere ordine in area sul primo di una serie di calci d'angolo avversari. Al 77° l'occasionissima, il neoentrato Cancellieri serve Ionizza da solo davanti al portiere, ma il colpo di testa non è preciso e la possibilità di passare in vantaggio sfuma. I fantasmi di una possibile beffa appaiono a Valmaura all'89° quando un colpo di testa di Caccavò su corner spaventa i tifosi. Nei 4 minuti di recupero va segnalata la mischia selvaggia nell'area dell'Unione per l'ennesimo calcio della bandierina del Caldiero. La formazione di casa in qualche modo ne esce e quasi inaspettatamente trova Olivieri da solo in contropiede con la possibilità di chiudere in bellezza. L'attaccante per poco non trova la porta con Crespi fuori dai pali. Poi il dolcissimo suono del triplice fischio finale ed è tempo di fare festa, di condividere l'obiettivo raggiunto, abbracciando forte la Labarda che tutti abbiamo nel cuore. E poi è stato tempo di festeggiamenti anche negli spogliatoi e del tributo a Mister Tesser, uno dei grandi protagonisti, se non il protagonista, il volto di questa salvezza. Complimenti che gli sono stati tributati dalla tifoseria, dalla squadra e dalla stampa. Cosa rappresenta a me la felicità di aver contribuito, perché ci sono i ragazzi, c'è il mio staff, ci sono magazzinieri, fisioterapisti, tutta gente che ci lavora attorno, a portare la Triestina alla salvezza e aver fatto questo risultato è una cosa importante, perché Trieste non merita che lotti per la 4ª serie. E non centrare l'obiettivo so che sarebbe stato un qualcosa di particolarmente difficile e duro per tutto. È una grande soddisfazione, forse più di vincere un campionato.
l'incoscienza mia, che ho convinto i miei collaboratori a prendere questa squadra quando aveva 6 punti in classifica, 7 fatti sul campo dopo 16 partite, dovendo affrontare Padova, Vicenza e Novara, primo, secondo e quinto in classifica. Più volte ho ribadito anche recentemente qua che quei punti fatti all'inizio sono stati determinanti per poi poter raggiungere la salvezza. Ringrazio i miei calciatori, mi hanno dato tutto, con impegno, con serietà, con professionalità. Non ho mai avuto nessun problema in spogliatoio per un giorno. Dove vai? Ecco cosa dicevi, vedi? È il più grande signore! Non ho vestiti per cambiarmi. Ecco cosa vedi, ecco. È la testimonianza, stavo parlando bene, no? Adesso mi tocca cambiare. Adesso devo cambiare idea. No. Tutti quanti che hanno partecipato, credetemi fino in fondo, perché non è stato semplice. Con le problematiche che voi sapete bene, e non voglio mettere il dito sulla piaga, non lo farò. Però gestire col pensiero che ogni mese potesse succedere qualcosa non è stato facile per loro, che vanno in campo, che hanno famiglie, che hanno futuro. Non è stato semplice nemmeno per me che poi dovevo gestire tutto questo. Quindi è un qualcosa di bello, di importante e ringrazio, ripeto, tutti, compresi voi che ci siete, parlo della mia gestione, sempre stati molto vicini, e i tifosi, perché anche stasera ha un cuore grande, che quando dico che Trieste merita altro, è tutto questo che merita. E alle parole di mister Tesser si sommano quelle dell'altro protagonista della salvezza, in questo caso dietro la scrivania, il direttore sportivo Daniele Dellicarri, arrivato a stagione in corso, che ha contribuito in modo determinante e che ha avuto una sorta di sfogo in sala stampa dicendo: noi con la squadra del mister abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, quello che farà in futuro la società non mi interessa. Ringraziare l'allenatore, ringraziare i giocatori, perché hanno dato tutto in momenti di difficoltà, si sono dimostrati molto uomini e questo è il ringraziamento più grande che io faccio a loro. Era la cosa più importante, uscire fuori da questa situazione, salvarci. Abbiamo compiuto 3 miracoli, 3 miracoli, e mi preme ringraziare l'allenatore con i giocatori. È stato fondamentale avere a che fare con degli uomini, aver creato un gruppo di uomini che era la cosa che più premeva, al di là dell'aspetto tecnico, che sapevamo che dovevamo compiere comunque da dicembre in poi, dovevamo compiere qualcosa di straordinario, perché le statistiche ci davano contro su ogni cosa, perché fare 12-13 punti il girone d'andata significava anche retrocedere. Qualcuno ci ha messo del suo per farci retrocedere e noi abbiamo fatto il contrario per salvarci. Ne ho viste tante nel calcio, ma mai come quest'anno. Ne ho viste veramente tante, però poi fa parte del gioco, tante cose accadono, ma non voglio colpevolizzare nessuno. È stata una stagione tribolata, oggi c'è solamente da fare gli applausi ai giocatori e all'allenatore. Perché con l'allenatore si è detto ai calciatori che noi avevamo solo un compito, quello di stare in campo e pensare alla salvezza della Triestina, perché i giocatori devono fare i professionisti, l'hanno dimostrato a più riprese in quest'anno, nonostante i momenti down di una stagione che ci sta a giocare male e giocare bene, ma siamo stati bravi a mantenere l'equilibrio dentro lo spogliatoio nonostante le vicissitudini esterne. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, professionalmente parlando. Ora quello che faranno, ti dico la verità, mi interessa poco. Sono molto fedele.
Se vi siete persi qualcosa della salvezza della Triestina, domani alle ore 13 su Tele4, speciale approfondimento sulla salvezza dell'Unione, circa 16 minuti. E poi la notizia, ovvero che Attilio Tesser, l'allenatore della Triestina, sarà ospite domani sera al Caffè dello Sport alle 21:10. Quindi potrete rivolgergli anche le vostre domande, i vostri messaggi di stima, di apprezzamento attraverso i messaggi del Caffè dello Sport. Domani sera 21:10 Tesser al Caffè dello Sport, assieme a me, assieme a Guido Roberti di Radioattività, a Roberto Urizio di City Sport e tanti altri ospiti. Seguiremo ovviamente anche gara 2 fra Brescia e Pallacanestro Trieste. Purtroppo la prima sfida non è andata bene per i ragazzi di coach Christian. Brutto esordio e playoff per la Pallacanestro Trieste, surclassata da una Brescia in cui il totem Miro Bilan sfodera una prova da MVP con 24 punti e 10 rimbalzi. A resistere per i giuliani in una gara mai in discussione sono Brown, Candussi e in parte Jutov. Bugiarde le statistiche che portano in doppia Johnson, che nelle fasi decisive è impalpabile, mentre il nuovo arrivo Kelly, soprattutto nella prima metà gara, mostra di essere una concreta arma in più. La squadra di Christian non benissimo nemmeno il coach, che non ha proposto variazioni di sorta, soprattutto in difesa. Quando il match si metteva male, ha resistito nel primo quarto per poi crollare verticalmente nel secondo. Il problema chiave al netto dell'intensità difensiva è nella costruzione del gioco. Ross mette in scena la peggior partita della stagione, pare in confusione totale, mentre sia Ruzier che Valentine stringono i denti e giocano nonostante gli infortuni, ma cestisticamente parlando sono la brutta copia di se stessi. Il primo parziale decisivo è quello che chiude metà gara sul 52-40, quando alle giocate principesche del centro di Sebenico si sommano quelle di pura energia di Barnell e l'esplosività di Dow. Trieste prova a rifarsi sotto con le triple di Jutov nella ripresa, ma le palle perse e la fisicità a tutto campo dei padroni di casa la condannano ad andare sotto fino a 20 lunghezze. Candussi e Brown sono gli ultimi a mollare, ma in tutta onestà per Brescia gli ultimi 10 minuti sono pura accademia. Bisogna cambiare marcia in gara 2 per evitare che gli uomini di Poeta possano già ipotecare la serie con una doppietta. Serve la faccia e gli huevos da playoff nel primo episodio della serie, oggettivamente non pervenuti. E sentiamo allora le parole proprio di coach Jamion Christian, in particolare sugli aggiustamenti necessari per provare a vincere gara 2. The 3-game series, I mean, it's a 5-game series, best out of 5, so, you know, we've got a lot of stuff we can get better at between now and Monday. È una sera la meglio delle 5, quindi sappiamo che abbiamo un sacco di cose in cui dobbiamo migliorare di qui a lunedì. I like some of the stuff we did tonight. Mi è piaciute alcune delle cose che abbiamo fatto questa sera. There's a lot of areas that we can get better at, but I think we can correct those in the next 48 hours. Ci sono anche ovviamente molte aree in cui possiamo migliorare, ma penso che potremo farlo nelle prossime 48 ore. No, I mean, look, he's a great one-on-one player, but he's one of the best in the league at getting other people involved. Sappiamo che è un ottimo giocatore di 1 contro 1, però al tempo stesso è anche uno dei migliori nella Lega nel coinvolgere altre persone. You know, he put together a great night. Lui ha fatto una grande partita questa sera. But when I look at our stat sheet, I just think we played really bad offense. Ma quando guardo il nostro foglio delle statistiche penso che abbiamo giocato molto male in attacco. So we'll continue to look at everything. We've prepared trapping, prepared not trapping. We've got it all prepared. We'll make the adjustments as we need to give ourselves a victory. Quindi continueremo a guardare le varie opzioni. Abbiamo preparato l'opzione di raddoppiare, abbiamo preparato l'opzione di non raddoppiare. Continueremo a capire qual è la migliore opzione da fare partita per partita. Yeah, something with their team is he's a really good player and he's a really dominant player. Ovviamente una cosa riguarda Brescia che Bilan è un giocatore molto importante, un giocatore dominante. Maybe the most dominant player in our league. Forse il giocatore più dominante della nostra lega. So we certainly need to do a better job one-on-one. Quindi di sicuro dobbiamo fare un miglior lavoro 1 contro 1. But we also need our other defenders to step up on their other offensive guys, and that did not happen tonight. Però abbiamo bisogno di fare anche dei passi in avanti nell'1 contro 1 contro gli altri giocatori e questo non è successo questa sera. Cosa deve cambiare in gara 2 al di là anche del discorso difensivo? Yeah, I'll give you a few more. I mean, we had the 17 turnovers, right? The 17 turnovers. They also had they were +9 in the free throw attempts. Ti dirò qualcosa. And they also had 5 more offensive rebounds than us. Ti darò qualche numero in più, oltre alle 17 palle perse come hai detto tu, loro hanno avuto 9 tiri liberi in più, e lo dice come un errore nostro e non come una cosa sugli arbitri, e hanno avuto anche 5 rimbalzi offensivi in più. You know, once upon a time we were the best offensive rebounding team in
in all over Europe. Per buona parte della stagione siamo stati una delle migliori squadre a rimbalzo offensivo come percentuale in tutta Europa. So I'd like to see us get back to being who we are, physicality on the offensive glass. Quindi dobbiamo tornare a essere quel tipo di squadra come fisicità a rimbalzo in attacco. Bene, allora è tutto per il TG, vi ricordo, domani mattina ore 7, sveglia Trieste, Bernardo Gulotta in conduzione, ore 13 speciale sulla salvezza della Triestina e poi il TG meridiano, la sera TG delle 19.30 e poi 21.10 Caffè dello Sport contro gli ospiti, l'allenatore della Triestina Attilio Tesser. È tutto, restate con noi, restate su Tele4.